Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno, buon giovedì, io sono Maria, pronta anche oggi per portarvi a scoprire tutte le novità. Andiamo un po' a capire insieme come andrà questa giornata, come si prospetta questo giovedì e partiamo subito con i nostri 12 segni. Per i nostri Ariete oggi tour de force lavorativo, così almeno vuole la luna, ma l'idea di rimanere incollati alla scrivania proprio non vi allieta. Mercurio ora promuove i viaggi, quindi sarete in questa specie di fune tirata da una parte e dall'altra. Più attenzione ai particolari invece è quella che ci vuole, spesso il successo di un progetto infatti dipende proprio dai piccoli dettagli e dovete un po' mettervi in riga. Toro, per voi c'è Mercurio che esce dall'opposizione. Addio, o almeno arrivederci, in questo caso alle belle chiacchierate con il partner, a volte complici, a volte causa di qualche bisticcio, ma anche questo ci vuole. Da oggi nella coppia torna qualche segreto in più, ma tranquilli, scheletri nell'armadio non ce ne sono, quindi potete viaggiare ancora mano nella mano. Gemelli, per voi c'è la luna in quadratura che crea qualche tensione in famiglia. Come non bastasse, oggi Mercurio passa in opposizione, quindi occhio ai blackout comunicativi. Se il partner chiede un chiarimento è il caso di accontentarlo subito, fate leva sugli ideali comuni, così partite già con il piede giusto. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace, quindi oggi partite già bene, occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo, quindi sfruttatelo al meglio. E siamo dai nostri Leone, ora che il piccolo Mercurio raggiunge Venere in un segno di fuoco come il vostro, d'altronde vi divertirete da matti tra balli, serate goliardiche e nuovi flirt, questi almeno gli argomenti di punta. La Luna invece punta il dito su conti e bilanci, ma oggi vi limiterete a gestire soltanto gli affari più urgenti, il resto a domani. Vergine, protagonisti voi oggi con la luna nel segno, peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta di traverso, quindi critiche e clima di tensione in famiglia, il resto procede abbastanza bene. La vostra metodica organizzazione non va d'accordo con il chiacchiericcio e la confusione, cercate di tenere i vostri spazi. Bilancia, giornata proficua per chi studia, per gli studenti o per chi svolge un'attività intellettuale. Mercurio vi sostiene, quindi chinate il capo sui libri o sul monitor del PC dove preferite studiare e aggiornarvi. Sì a ricerche, traduzioni o qualsiasi altro impegno coinvolga la mente, impedendole di divagare, cosa che al momento non vi serve. Scorpione, oggi vi perdete l'appoggio di Mercurio, intuitivo, indagatore, telepatico, un vero asso quando si tratta di prevedere o interpretare l'altrui pensiero. Oggi vi saluta con la mano, voi lasciatelo andare senza rimpianti perché scivolerà nel segno successivo a occuparsi dei vostri risparmi, cosa che vi va più che bene. Sagittario, apriamo subito con una bella notizia per voi amanti del viaggio e della vita sociale. Proprio oggi Mercurio passa nel vostro segno, come avevate potuto intuire, promettendovi nuove opportunità. Ma, e c'è sempre un ma, ricordatelo, peccato che la luna vi remi contro. E aggiungiamo un altro ma, con Venere allegra e gioiosa nel segno, non ve ne fate un problema, procedete dritti. Capricorno, pratica e rasserenante per voi la luna in segno di terra vi solletica con un bel trigono risolvendo con piglio deciso tutte le vostre perplessità. Oggi lasciate da parte i dubbi. Mercurio invece cambia segno, ora avrete meno amici che vi girano intorno ma un po' più di quiete che alla fine non vi dispiace. Acquario, amore o amicizia, per voi fa lo stesso. L'essenziale è che non siano troppo vincolanti, altrimenti spezzate il guinzaglio e scappate via come fate sempre. Tana libera tutti con Mercurio che cambia segno, ora sarete voi a decidere chi frequentare e chi no. Fate un'attenta selezione. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, che disdetta. Oggi Mercurio passa in quadratura facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non ne avete la possibilità e soprattutto il tempo. Sogni significativi da interpretare nel frattempo, magari ricavandone anche qualche numero da giocare all'otto. Fate attenzione. E tutto quindi anche per oggi. In quanto a novità, il nostro oroscopo insieme a me Maria ritorna anche domani mattina. Un saluto a tutti, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.